E così la macchina si mette in moto. Quella è una scena del crimine e, come sappiamo dai vari film e serie TV, va isolata ed è necessario chiamare il medico legale per spostare quel povero uomo. E così sulla scena, in breve tempo, compaiono tante persone in camicie e tute bianche. Ma gli occhi degli scienziati, quando si trovano ad osservare il corpo umano, sono più ricettivi alle stranezze biologiche rispetto a quelli degli agenti. E così quel personale medico vede e capisce, e soprattutto sa che non è solo l'abbigliamento mancante e lo strano cappuccio ad essere particolarmente bizzarro. Intuiscono quasi subito, ad esempio, che quell'uomo che sembra stia ancora dormendo è morto in realtà da un bel pezzo. Non settimane, mesi, sarebbe riduttivo dire pure anni, perché dall'ultima volta che quella persona ha visto il sole, assaggiato l'acqua, sentito il vento sulla faccia, è passato molto, molto di più. Quanto? 2400 anni circa, pare.